L'aspetto significativo di questa esperienza di PSA del SAVEC per me è stata la grande collaborazione con i colleghi dei vari enti gestori, e un momento particolarmente interessante di questo progetto del PSA del SAVEC è stato l'aspetto dei sopralluoghi, un'attività concreta che ci ha fatto mettere in campo le varie conoscenze. Punto di forza condiviso tra gestori e autorità come quella a cui appartengo io è stato proprio la possibilità di vedere la cosa da un diverso punto di vista. Chiaramente come agenzia regionale che controlla l'ambiente siamo abituati a vederlo con una certa ottica. Questa volta invece ci siamo in qualche modo messi anche dall'altra parte, cioè dalla parte non solo dell'ente gestore ma dalla parte dell'utente cliente. Lavorare in prevenzione vuol dire risolvere il problema prima che si crei. Una volta con le analisi dell'user e anche dell'ente gestore si facevano le analisi nella parte finale. Ora col PSA la filosofia cambia, ovvero si fa una valutazione del rischio dalla captazione dall'impianto al finale e si cerca di valutare i pericoli e di limitarli per arrivare alla fine che l'acqua sia sempre idonea per i cittadini. Il lavoro di squadra effettuato nell'ambito della redazione di un PSA, di uno schema acquedottistico tra l'altro così importante ed esteso come il SAVEC, ha rappresentato un'opportunità importante per unire la visione strategica regionale all'esperienza sul campo fatto dai gestori. Gli ostacoli che abbiamo incontrato durante il percorso hanno riguardato l'approccio che ogni gestore aveva per i propri PSA. Li abbiamo superati facendo un lavoro di squadra, andando in campo, lavorando insieme, mettendoci in gioco e condividendo le nostre competenze. Un elemento che a mio avviso merita di essere evidenziato è il rispetto dei tempi di attuazione che ci si era dati in questo gruppo di lavoro, il lavoro che si è concluso con ben 2 anni e mezzo di anticipo rispetto alle scadenze normative, e questo a riprova della bontà dell'organizzazione e anche della bontà del metodo di lavoro che è stato adottato. In questa esperienza uno ha ricavato la grande forza che c'è dal mettere insieme tanti punti di vista, che poi si traducono in professionalità, in esperienze, in conoscenze, che alla fine producono quegli strumenti che ci consentono di garantire la sicurezza della nostra acqua. Quando dico ai miei figli che beviamo acqua buona è perché conosco tutta questa fatica, tutta questa attenzione che c'è dietro.